Buongiorno, sono Silvia Mentil, sono un medico del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria Alto Friuli e sono responsabile per l'azienda dei programmi di screening oncologico. I programmi di screening per le neoplasie sono considerati dalla comunità scientifica il metodo più efficace per diagnosticare precocemente alcune malattie e quindi intervenire tempestivamente con le cure necessarie. Propongono controlli mirati a donne e uomini in specifiche fasce d'età. I tumori per i quali esistono chiare evidenze scientifiche che i controlli periodici attraverso i programmi di screening sono in grado di abbattere la mortalità sono il tumore della mammella, che rappresenta la prima causa di morte per neoplasia nelle donne, il tumore del colon retto, che rappresenta la seconda causa di morte per neoplasia sia negli uomini che nelle donne, e il tumore della cervice uterina. I programmi di screening oncologico seguono le raccomandazioni indicate dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda l'età, questa è individuata in base alla maggiore incidenza della patologia in quella specifica fascia d'età, e per quanto riguarda la periodicità dei controlli, questa viene stabilita in base al tempo di crescita della lesione. Per cui i programmi di screening prevedono una mammografia ogni 2 anni per le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni di età, per quanto riguarda lo screening per la prevenzione dei tumori della mammella, un pap test triennale per le donne fra i 25 e i 65 anni di età per lo screening per il tumore del collo dell'utero e una ricerca del sangue occulto biennale per le donne e gli uomini di età compresa fra i 50 e i 69 anni per quanto riguarda lo screening del tumore colon retto. Dal punto di vista amministrativo vanno sottolineate 2 cose. La prima è che tutti gli accertamenti, dal primo a tutti quelli che eventualmente si rendessero necessari successivamente, sono gratuiti. La seconda è che per nessun tipo di accertamento è prevista alcuna pratica burocratica, quindi i programmi di screening sono esenti da qualunque impegnativa rilasciata dal medico curante. I risultati finora ottenuti nel territorio dell'azienda per i servizi sanitari Alto Friuli, che ha visto la partenza dei programmi di screening già dal 1999 con lo screening per il tumore della cervice uterina, si attestano su un dato di adesione che supera il 61% per quanto riguarda lo screening del tumore del collo dell'utero, il 64% per quanto riguarda lo screening del tumore della mammella e il 50% per quanto riguarda lo screening del tumore colon retto. Pur essendo questi dati dei dati accettabili, sicuramente per il futuro noi ci auspichiamo un ulteriore incremento di adesione. Questo per aumentare la diagnosi precoce di queste patologie neoplastiche e permettere così sia dei trattamenti di cura molto meno invasivi e invalidanti per le persone, sia una migliore condizione dello stato di salute. Qui abbiamo dei recapiti utili, eventualmente si dovesse rendere necessaria qualunque tipo di informazione e eventualmente anche la modifica degli appuntamenti che vengono proposti direttamente alle persone attraverso un invito che viene spedito alla residenza.